francissimo, non so voi, io sono franchissima, quindi ho pensato che fare quello che gli inglesi chiamano un pitch, cioè una cosa veloce, soltanto un'idea, e quindi vi porto la mia 7 minuti, rinuncio alla mia presentazione che era argomentata, ma penso che i 7 minuti possono essere sufficienti, magari qualche minuto di più. Allora il tema è quello, un attimo. Il titolo è La velocità della transizione ecologica per il sistema produttivo, quindi diciamo il partito come fa a intercettare i bisogni delle imprese in questo momento, di che cosa hanno bisogno e quindi su quali leve bisognerebbe cominciare a riflettere e a pensare per riuscire a dialogare con la classe imprenditoriale, con il sistema produttivo, che è un sistema produttivo in cambiamento. In cambiamento perché dagli anni 60, dal primo rapporto del GIEC di Roma al 1987, quando è stato fatto il rapporto Brundtland, in cui si diceva che l'ambiente è un fattore importante che dobbiamo tenere in considerazione quando vengono prese decisioni economiche, questo non è mai stato fatto e adesso siamo arrivati al momento in cui diventa necessario perché, come vi dicevano i miei colleghi a Wuppertal, noi siamo nel crash, cioè siamo nello schianto. Se non ci fermiamo, se non cambiamo abitudini di consumo, se non cambiamo processi decisionali di investimento nel settore produttivo, il pianeta non ce la fa a sostenere l'antropizzazione dell'ambiente. Questo che cosa significa? Significa cambiare il modello di produzione, ma uscire da un modello liberista e uno dice, beh, ma se usciamo dal modello neoliberista, anche stamattina, anche prima Paolo Costa diceva dobbiamo pensare alla competizione, sì, però la competizione vuol dire che sta sempre dentro il modello neoliberista. Come si fa a fuori da queste cose? E come fa il mio partito a riuscire a intercettare un nuovo modello di produzione? Questo c'è, esiste, è che non viene insegnato nell'università. E quindi i ragazzi non sanno che c'è un pluralismo anche dei paradigmi economici. E questa è la bioeconomia, che prende proprio in considerazione i flussi energetici. Quindi sì, è importante pensare alla competizione, è importante pensare al prezzo, ma il prezzo non mi sta dicendo qual è il consumo che io sto agendo sull'ambiente. Ed è quello che è necessario fare e che faranno le nuove certificazioni, che vedremo anche per esempio in Patagonia, a fianco al prezzo quanto sto consumando di ambiente. Così io so che quando compro un bene so anche quanto sto consumando di ambiente, so qual è la mia impronta ecologica. E questo è un cambiamento di prospettiva fondamentale. Perché? Perché le imprese, vuol dire che le imprese si devono prendere cura di due momenti della produzione che attualmente non vengono considerati. Quello dell'approvvigionamento della materia prima e quello della produzione dei rifiuti. E in questo anche quanta energia viene utilizzata per produrre i beni. Quindi economia circolare, io sto semplificando al massimo, vuol dire gestione dell'energia e gestione dei rifiuti. E approvvigionamento della materia prima, ridurre il più possibile la materia prima vergine. Questo non è un'operazione facile, perché ne siamo primo, perché ci sono tutte una questione di ragioni tecniche che favoriscono la decisione su prendere materia prima vergine dal mercato, perché questo rende più standard il prodotto e quindi il consumatore è sicuro di che cosa sta prendendo. Non ci sono ancora delle tecniche di riciclo, tecnologie così avanzate che permettono la stabilizzazione del prodotto della materia prima seconda. E questo vuol dire che le imprese devono essere accompagnate in questo processo, devono riuscire a capire che è vero che è un rischio cambiare i processi decisionali, cambiare il modo in cui si fa design del prodotto. C'è un'agenzia europea, Siviglia o Valencia, se non mi ricordo, che si occupa proprio di ecodesign e stanno studiando tutta la normativa, la regolazione per l'ecodesign. Che cosa vuol dire? Che io un prodotto devo riuscire a scomporlo e per poter recuperare tutta la materia prima possibile che è stata utilizzata per produrre quel prodotto, che è una cosa banale, ma banale non lo è, perché vuol dire cambiare la tecnologia, il ciclo
transizione energetica. Però in realtà voglio dire ricordo mio nonno quando mi diceva, quando invece una stanza spegne la luce, perché aveva il senso, la misura dell'importanza dell'energia. Noi questa cosa l'abbiamo persa completamente e adesso siamo invitati a rifarlo accelerando. Le imprese però, quello che volevo dire è che il sistema produttivo, l'Europa sta spingendo molto per questa transizione ecologica. È un treno molto veloce, le imprese hanno bisogno di un ambiente in cui questo possa avvenire. Tecnicamente si dice che abbiamo bisogno di un metabolismo territoriale della produzione, e cioè dobbiamo fare in modo che il ciclo produttivo si inizi, si concluda all'interno di un territorio. Vuol dire che ci devono essere infrastrutture che permettono la trasformazione del rifiuto in materia prima seconda, in energia, in altre cose, e questo favorisce la riduzione del trasporto. Stamattina, prima Paolo Costa parlava dell'importanza dei flussi di trasporto. In realtà un sistema bioeconomico, quindi un'economia circolare, richiede anche una riduzione del trasporto delle merci e soprattutto dei rifiuti. Per cui c'è molto da fare. Io, se dovessi dare delle parole chiave al partito, al PD oggi, direi metabolismo territoriale innanzitutto, il piano nazionale dei rifiuti cerca proprio l'ottimizzazione delle infrastrutture per la trasformazione dei rifiuti, ed è interessante capire il Veneto come si posiziona all'interno di questo piano nazionale, perché questo è un aspetto strategico. Sono finiti i miei 7 minuti. La prima cosa è questa. La seconda cosa, direi, lavoriamo sulla creazione della fiducia. Della fiducia degli imprenditori, perché gli imprenditori prendono decisioni di investimento sulla base delle aspettative, e questo è un aspetto importante che la politica italiana ha sempre disatteso, nel senso che non c'è mai stata una politica industriale seria che in grado di supportare decisioni degli imprenditori, e invece, cosa che per esempio c'è in Germania, c'è in Francia, invece questo è un aspetto importante. C'è bisogno di un ecosistema, cioè quindi intorno all'impresa, che fa capire all'impresa che lì c'è la possibilità di fare e la possibilità poi di connettersi anche con altri territori, quindi di poter raggiungere altri mercati. E questo è un aspetto che non è banale, perché guardate che se guardiamo il fenomeno dell'inflazione in questi giorni, cioè la questione che le aspettative si autoavverano, è proprio così. Io aspetto che l'inflazione aumenti, quindi cercherò un lavoro che ha un salario minimo più elevato, per dopo non dover negoziare e contrattare, per cui se un imprenditore deve pagare di più il mio salario, vuol dire che aumentano i costi dell'imprenditore, e questo si traduce in un aumento dei prezzi, e quindi si crea una spirale per cui i prezzi devono aumentare. Ecco perché le banche centrali alzano i tassi di interesse per cercare di raffreddare questo processo. Capite che le aspettative non sono un aspetto banale da sottostimare, anzi bisogna capire quali sono le aspettative, in che direzione poi stanno andando gli imprenditori, e siccome gli imprenditori veneti sono un po' pigri, ma come diceva Keynes, siamo tutti pigri per natura, cerchiamo di stare dentro la nostra comfort zone, in realtà quello che bisogna fare è cercare di stimolarli a uscire da questa situazione per poter fare degli investimenti e accelerare il processo di transizione economica, che, guardate bene, non è faccio il fotovoltaico, cambio l'approvvigionamento della produzione, è qualcosa di più, è cambiare i valori. Ci sono diversi studi che fanno vedere che le imprese, per quanto riguarda le decisioni base, ci sono, le hanno già fatte, perché sono vantaggi in termini di costi, cambio di immagine all'interno del mercato. L'altra cosa è invece avere all'interno della propria funzione obiettivo come impresa anche la responsabilità dell'ambiente e la responsabilità sociale, che sono i due elementi fondamentali. Ecco, quindi io non avevo preparato tutto un discorso lungo, e l'ho fatto breve, ma il messaggio è: economia circolare non è una cosa così semplice, richiede infrastrutture territoriali importanti per cambiare l'organizzazione
organizzazione della produzione che deve cercare di essere più compatta, un po' come erano i distretti industriali, su altre logiche. Quindi ritornare alla compattezza, ma da questa